Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Bentrovati, venerdì 22 maggio, veniamo all'aggiornamento sulle borse. Partiamo oltreoceano, Wall Street, Standard & Poor's, l'andamento è positivo con una percentuale dello 0,69%, una quota punti di 7.496, 50.708 è la quota punti per Dow Jones, anche in questo caso la percentuale è verde, 0,84. 0,87% per Nasdaq, 29.614, Russell 2000, 2.865,20, 0,77 la percentuale. In rosso meno 0,96% la percentuale che ci racconta il VIX, l'indice della volatilità 16,5. Vediamo il valutario dollaro 99,3, euro dollaro 1,16, sterlina dollaro 1,34. Passiamo alle materie prime, partiamo dall'oro, al momento non cresce, meno 0,49%, 4.519 dollari all'oncia, 97 i dollari al barile per il petrolio, una percentuale anche in questo caso in rosso, meno 0,74%. Vediamo per titoli di Stato, BTP Bund 73,150. Spostiamoci a vedere le criptovalute, partiamo dai Bitcoin, 77.889 dollari, 2.121 sono i dollari invece per Ethereum. Sono le 17.30 passate, quindi si sono concluse le contrattazioni in piazza affari. Partiamo proprio dall'indice di casa nostra che chiude in verde, chiude in positivo, come peraltro tutti gli altri indici dell'Eurozona. FTSE MIB chiude così 0,82%, 49.572 la quota punti, 8.128 la quota punti di chiusura per il mercato francese, la percentuale per il CAC 40 è dello 0,53. 0,31% per il mercato spagnolo, 18.031 la quota punti per IBEX 35, DAX 24.928 la quota 1,31 la percentuale, in verde ancora UK 100 0,30%, 10.474, infine lo Stoxx 50 ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà quindi una percezione sull'andamento di giornata, ci dice questo, ci dice infatti che la percentuale di chiusura è positiva dell'1,11% e la quota punti di 6.026. E questi gli aggiornamenti per questo venerdì 22 maggio. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il